the city. All I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, 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 run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, 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 pay. And every single dime that good Lord give me, I can make it last. La corsa Memorial Sandro Sava sui 1800 metri riservata ai gentleman per cavalli di 4 anni e oltre. Allo steccato Crastu dell'Algher che precede il favorito Wizard of Love dipinto. Engiliu via Parione è tenuto a scappare a traguardo lontano. Crastu dell'Algher che si presenta al comando sotto la minaccia di Wizard of Love che ci prova i 200 conclusivi al suo esterno. Crastu dell'Algher con Wizard of Love che sembra cedere davanti al portacolori della scuderia San Giuliano. Crastu dell'Algher che viene a vincere precedendo Wizard of Love via Parione del numero 1. They'll say that you might lose it all, so I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Daniele Zucca, prima vittoria stagionale se non sbaglio. Sospirata mi è arrivata. Crastu dell'Algher, un gioiello di cavallo. Ma una cavalla che fa tutto lei, quindi ho solo fatto quello che mi hanno detto e un tappalo da sola. Poi dal 2019 non vincevo per dell'Algher, quindi mi fa piacere. Cavalli sempre al top. Che dire, Leonardo lavora benissimo, tutto il team, bravi loro. Io ho fatto ben poco. Senti, sei stato bravo a accettare la partenza, poi metterti lì a graduare i parziali e poi in fondo lei reagiva sempre. Ma sì, è partita non benissimo perché si è un po' appoggiata, poi comunque avevo di andare avanti e lì quando si è messa sulle gambe per andare avanti ci è andata facile. Poi ho graduato, però ne avevo sempre tanto. Pensavo di aver cambiato anche un po' troppo per recuperare quelle due lunghezze in partenza. Invece poi mi sono girato perché pensavo ci fosse qualcuno più vicino, invece non è così. Bravo Daniele e in bocca al lupo. Alla prossima più spesso però. Ciao. Domenico Manca, i colori della San Giuliano ci si vede spesso con lei. Un bel successo questo di Crastu dell'Algher, era controfavorita perché favorita era l'ospite Wizard of Love, ma lei ha dimostrato di essere quella che vale qua in Sardegna. Beh, certamente Crastu come categoria qui in Sardegna va abbastanza bene, problemi non ce ne porta, insomma, da quel lato. Ero sicuro che l'avesse spuntata. Speriamo sia un domani una buona fattrice. Una Gale Force 10, una delle prime acquistate a Goffs se non sbaglio. Sì, questa è stata acquistata come full. A Goffs, sì. Nel 2017 se non sbaglio. Sì, esatto. Sì. Quindi 4 anni con voi, adesso non so i successi, quest'anno sono già 3, mi sa che questo è il terzo di fila qua in Sardegna. Sì, ritengo di sì, i dati forse li conosce meglio lei di me perché abbiamo perso un po' il conto sotto certi aspetti, anche perché non è che segua pedissequamente io le schede cavallo per cavallo, anche perché ho altro da fare. E di conseguenza ritengo che soddisfazioni ne stiamo avendo, emozioni anche abbastanza, quindi ritengo che ci possa proseguire sullo stesso ritmo. Speriamo di aumentare ancora questa striscia che ci vede in questo periodo abbastanza in forma, sia il sottoscritto e sia tutto il team e la squadra, il sottoscritto dal punto di vista fisico, certo. Intendo, e quindi tutta quanta la squadra che vedo molto unita e mi fa estremamente piacere. Sì, 19ª vittoria stagionale, bene così, da strada è solo da proseguire, in bocca al lupo prima. Grazie. Partiti
punti. Seconda corsa premio Sabicocca, 1800 metri, condizionata per puro sangue arabo di 3 anni. Emerge il grigio Caravaggio by Royal alla partenza, a precedere Cialifa con all'interno Cleopatra Nulese. Sceglie l'esterno Corsaro per portarsi al comando. Corsaro che imbocca la prima. Claudietta, cavalli in retta, dove è sempre Corsaro attaccato da Cleopatra Nulese con all'esterno Canio che ci prova fra i due. Cleopatra Nulese che passa, Cleopatra Nulese con Canio al suo inseguimento. Cleopatra Nulese, Canio, Cleopatra Nulese che viene a vincere precedendo Canio, il numero 3 Caravaggio by Royal, il numero 11 Corsaro che conclude al quarto posto. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I can lose it all. Michael Arras porta il successo Cleopatra Nulese, sì che c'aveva il cufino. Sì. Senti, ci aveva girata attorno anche lei, Sì, oggi sì. scalava un po', però era la cavalla tra le più attese. Sì, sempre una cavalla positiva, sempre lì tra questi cavalli. Oggi infatti era una delle più attese, penso. Senti, l'impressione è che sia in progresso. Sì, una in crescita, brava, una bella cavalla che sta venendo sempre avanti. Sì, in progresso di condizioni, insomma, si sta trovando appunto dalla sella, cosa ti è sembrato, visto che ci sono corse importanti. No, bene, se la può giocare bene qui in Sardegna. Bravo Michael. Grazie. Luigi Godani al training di Cleopatra Nulese, una cavalla che ci girava attorno da parecchio, oggi era l'occasione giusta per andare a colpire duro. Sì, anche se non me l'aspettavo che potesse vincere. La piazza sì, però vedevo questi di Narduzzi che venivano lassù, buonissimi cavalli. Canio che me l'aspettavo in progresso. Invece mi ha sorpreso. Ero pronto per farla mai e ora non potrà farla mai e sono contento di non farla. Senti, hai detto bene, in progresso gli altri, ma anche lei sembra in progresso, cioè sapere una bella condizione, anche il modo di correre è molto diverso alle prime uscite. Sì, a volte si sbagliava un po', è una cavalla se la scopri va davanti e dà tutto e non riesci a fare l'arrivo. Invece se come l'ha montata UGR scomincia a conoscerla dopo 2 o 3 volte che l'ha montata e quindi coperta lei dà il meglio di sé. Sì, bella vittoria Gigi, ti faccio in bocca al lupo per il futuro. Grazie Bruno. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I can lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. Partiti terza corsa, premio Giovannino e Antonio Peralta sui 1800 metri per puro sangue inglese di 3 anni. Fa partenza Rombo da Ghenta con all'interno la progressione di Piattuoro allo steccato, Rombo di Ghenta, braccialetto rosso che ha all'esterno Wolfgar, a contatto Low Lords, Bora dell'Algher, Not to You. Prima curva affrontata al comando da Piattuoro, dove Not to You aumenta l'andatura, Bora dell'Algher che sceglie percorso esterno, 4 cavalli in diagonale ad affrontare l'ultima curva con Piattuoro allo steccato, attaccato all'esterno da Rombo di Aigenta, progressione per Bora dell'Algher che tende a passare mentre Low Lords attacca all'esterno nei confronti di Bora dell'Algher. Low Lords che passa ai 50 conclusivi, Low Lords allunga ancora Low Lords e Michael Arras a precedere il numero 9 Pulsing Heart ed il numero 1 Bora dell'Algher. Quarto posto per Piattuoro. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. Michael.
Michael Arras, doppio di giornata, concretizza questa cavalla, un bel poker, si è adattata a tutti i tracciati, Napoli-Folloni che oggi Chirivani, quindi bene. Sì, una cavalla sempre positiva, sempre al palo, 4 primi a fila. Senti, tattica di corsa un po' all'attesa, forse anche per i chili, poi in fondo però si è venuta alla grande. Sì, un po' anche all'attesa, un po' perché c'era il numero 1 e lei ho visto una cavalla che si ingamba bene al largo di tutti, quindi ho aspettato per farmi sfilare qualche cavallo e poi viene al largo. Sì, una volta presa la posizione in retta. Sì, bene, viaggiava sola. Complimenti Michael. Grazie Bruno. Arturo là insieme a tutta la società di Laulors, un altro acquisto vincente. Aveva già vinto a Follonica come Sì, aveva già vinto a Follonica appena l'abbiamo comprato. Poi si è riconfermata oggi, c'ha 4 primi a fila. Oggi l'abbiamo provata qua in erba perché a Follonica ha vinto in sabbia, però mi sembra che va anche in erba. Sì, ascolta, la domanda che ti faccio è 1.400 a Napoli, 1.650 a Follonica, oggi 1.800 qua a Chirivani, una cavalla che si adatta a tutti i terreni, a tutte le distanze. Sì, secondo me fa anche più distanza, perché è una cavalla fredda, quindi quando vuoi tu muovi e vai. Adesso la proveremo alla distanza, vediamo. Un po' il programma si chiude, ora si mira dritta al Gran Premio Regione Stato. Quello vediamo questi giorni. Massimo, una domanda anche a te, tu sei, insomma, sei uno di quelli che azzecca quasi sempre i cavalli. L'anno scorso Tommaso Di Toni, quest'anno Laulors, a bersaglio alla prima uscita, come la vedi nel proseguo? Vediamo come si comporta adesso da domani in poi, se non ce n'è qua andremo in continente. Sì, perché comunque 4 vittorie di fila iniziano, oggi anche un 6-6, quindi per i molti primi che abbiamo noi diventa complicato. Qua c'è solo il Gran Premio per lei adesso. Adesso vediamo cosa dice Sassari e poi se no andiamo in continente. Complimenti per la vittoria Arturo, anche a te, in bocca al lupo per il futuro. Da 3 generazioni la famiglia Dettori è specializzata nella lavorazione del ferro. L'azienda Mario Dettori è rinomata per la costruzione di capannoni, cancelli e mangiatoie per allevamenti ovini e bovini. L'azienda Mario Dettori ti propone la sua vasta gamma di produzioni per poter soddisfare tutte le tue esigenze. Per informazioni, telefona al numero in sovraimpressione e richiedi il tuo preventivo. Partiti. Quarta corsa, premio Agenzia Sardafari sui 2300 metri. Scatta al comando Coronas dopo i primi metri di gara, con in scia Carlo Magno, all'esterno la giubba viola di Corinne, gli inseguitori, con all'esterno Corinne Claire, a contatto Coronas, Capriolo de Bonorva, Cerro di Aigenta, Caracas Girl, Cometa Boreale, Cornelia Paola, con Cumbegnossa e Cannalza a chiudere il gruppo. Coronas che guida davanti a Cerro di Aigenta. Coronas si presenta al comando su Cerro di Aigenta, Caracas Girl, Capriolo de Bonorva, attacco esterno da parte di Cerro di Aigenta con Caracas Girl che ci prova all'interno, Caracas Girl che va ad affiancare il battistrada, Caracas Girl in lotta con Coronas, Caracas Girl e Gavino Sanna davanti a Coronas. Cerro di So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the sky
might fall. Gavino Sanna ci ha dato l'occasione di riparlare di Caracas Girl, anche lei, perché fa un 2 su 2 come l'altra volta, cambia la distanza ma il finale è sempre analogo. Ma sì, lei è una cavalla che ha un bel cambio di marcia. Oggi secondo me avevamo un po' paura della distanza, perché lei è la seconda corsa che fa in carriera, prima volta che affronta la distanza lunga, 2003, avevamo un po' paura, però è una cavalla che ha molta testa, è intelligente, si mette tranquilla durante la corsa e poi c'è un bel cambio di marcia. Punto di riferimento a Coronas, che era anche il cavallo da battere, in fondo l'ha piegato bene. Ma sì, Corona ha fatto anche una bella andatura, lo guardavo da dietro, vedevo che andava sempre bene, cercavo di seguire lui, che mi portasse fino almeno a 200 dal palo. Bene così Gavino, complimenti. Grazie. Alcuni dei soci proprietari di Caracas Girl, signor Antonio, fa un 2 su 2, fa ben sperare quindi per il Gran Premio Sardo. Perfetto, ci speravamo tanto, avevamo fiducia con questa linea. Devo anche ringraziare Totti Serra che ci ha fatto gareggiare nei pali, anche all'ippodromo, con la sorella, con Regal Lady, quindi avevamo fiducia in lui, ci siamo affidati a lui, abbiamo comprato questa puledrina, questa la sorella, Puterina, bene, ha debuttato bene, al debutto ha vinto, la seconda l'ha vinta, per la gioia nostra, della scuderia tutta, di tutto il team che lavora, del Fantino. Di Gavineddu, che è rientrato alla grande l'altro giorno, oggi si è confermato lui, ok? Si è confermato Gavino, si conferma anche la cavalla. Giuliano, tu sei il padre di Andrea, molti ti riconosceranno dalle immagini, però è bello anche vincere a Chirivani, soprattutto in questi contesti. Soprattutto in questi contesti è molto bello, perché il nostro gruppo siamo uniti abbastanza tutti, poi no, un cavallo che secondo me darà belle soddisfazioni, dai, ha una bella grinta, va, sì. Va. 2 su 2 non è da tutti, quindi no. Si è imbattuta, quindi si conferma le sue qualità. Con avversari anche di un certo livello, non è che fossero... No, dai, speriamo in bene. Concludiamo il trio, parlando appunto della cavalla. Oggi era un test valido per il Gran Premio Sardo e lei l'ha superata a pieni voti. Certo, l'ha superata bene proprio, adesso speriamo al Gran Premio che andiamo bene. E facciamo i complimenti anche all'allenatore Antonio Cutto. Ok, perfetto, con questo vi saluto e in bocca al lupo per il futuro. Crepi il lupo. Luigi Zapparedo sui 2300 metri per anglo-arabi di 4 anni e oltre. Bailami a condurre dopo le prime battute di gara con Baobab a contatto Buran e Boborino. Passaggio davanti alle tribune con posizioni mutate, Buran che si porta a ridosso del battistrada Bailami al suo esterno con a contatto Baobab e Boborino, 4 molto vicini fra loro, ma cerca la fuga a traguardo lontano, Buran che si presenta al comando, Baobab lo mette nel mirino, lo avvicina all'esterno ma mantiene il comando Buran sotto la minaccia di Baobab, più staccato è Boborino, Buran che resiste agli attacchi di Baobab, Buran e Baobab, Buran che la porta a casa, la seconda consecutiva per Buran e Alessandro Fiori. Alessandro Fiori, quick double con Buran, cavallo in netta ascesa, anche sul 2003 ha dimostrato un po' lo standard dell'altro giorno, che se a te ti vediamo un po' stanco. Sì, è sempre un cavallo di carattere, quindi va un po' montato durante anche il percorso, quindi un cavallo che si vuole cercato, però lo trovi sempre e reagisce sempre, quindi non puoi lasciarlo così. Senti, oggi non era semplice per la distanza, perché
Se anticipi a 2003 vuol dire che è sprecato anche all'inizio, quindi oggi ha vinto davvero il cavallo di classe. Sai, c'è stata un'andatura, un buon ritmo di corsa, quindi di sfruttare la posizione, lui col carattere che ha, più lo pressi e più viene avanti, quindi abbiamo portato a casa. Bravo Alessandro. Grazie. Gianluca Mureddu, può essere anche l'ultima intervista per quanto riguarda Buran? Ma guarda, ti dico la verità, il cavallo era già trattato per Siena, hanno voluto rinviare loro la vendita perché volevano fare questo 2003, pur sapendo che il cavallo poteva far rifare e non a rifare. Comunque ti dico, spero che rimanga, però se c'è il programma sempre per Fondo Arabi, se no bene che lo vendano, abbiamo il fratello. Senti, un cavallo in ascesa, ha preso condizione proprio in quest'ultimo mese, dimostrando anche di essere meglio di Bob e Boborino, che a ruota l'avevano sempre battuto. Si sono equivalsi alla fine tutti e tre, però lui oggi è quello meglio. Ma guarda, sono cavalli che si equivalgano, come hai detto tu. Ora ha fatto due corse, due prime, anche se eravamo in incognita per la distanza, però sì, diciamo di sì, dai, in crescita. Speriamo bene se rimane. Se rimane può tentare qualche cosa con i fondi inglesi? No, non siamo di quelle categorie, la verità. Noi rimaniamo a Fondo Arabo se le fanno, se no il cavallo parte prima. Parte prima, quindi va in Toscana anche lui come te? Sì, guarda, è già trattato. Guarda, ti dico la verità, vogliono 3 persone, ma va da una persona, quindi te lo dico io. Tranquillo. Ascolta, complimenti perché comunque avete fatto un percorso quest'anno non semplice con il Fondo Arabo, che comunque si di prima incondizionata, oppure come abbiamo visto purtroppo paghi. Pazienza, terzo, quarto, secondo, poi sono arrivate 2 vittorie, vi faccio i complimenti a te Gabriele. Ma ti dico la verità, il complimento ai proprietari, perché magari un altro proprietario l'avrebbe ritirato perché giustamente con i premi che ci sono non ti copri le spese, invece sono dei grandi appassionati e per fortuna. Per fortuna veramente, perché ce n'è pochi ancora oggi e comunque ci tenevano a far bene, insomma li abbiamo ripagati, un po' per fortuna, un po' per lavoro, va bene tutto. Bravi, complimenti, bocca al lupo per il futuro. Grazie anche a voi. Pier Giorgio Marcello, ha portato fortuna la maglietta a Sport River. Certo, no, grazie Bruno, lo so. Perché a volte si inventano che porta pure il speaker. No. L'avrei tolta, ma lo sapevo, io ero convinto che avrebbe vinto la corsa perché ha sempre preso meno di quello che abbiamo visto. Tu l'hai visto, lo conosci? Sì, cavallo buono. Battute a parte, parliamo di Buran, è un cavallo in ascesa, peccato che proprio sul finire della stagione del Fondo Arabo. Vabbè, purtroppo è così, le stagioni sono così. Però dai, speriamo facciano altre corse, dai, che iscrivano altri cavalli e ci sono, insomma, speriamo bene. E niente, siamo contenti, ha preso i giusti premi, sta cominciando a prendere i giusti premi, dai. Le corse importanti purtroppo le ha perse, anche perché magari non era proprio in forma. Complimenti a Fiori, che è stato molto bravo, una buona monta, veramente bravo. Sì, sono stati bravi anche Opes e Mureddu a portarlo al top. Loro, sì. Ma loro sono bravi in ogni caso, voglio dire, sono bravi, fanno bene il loro lavoro, sono bravi. Il futuro di questo cavallo? Ma sicuramente andrà a Siena, sì, adesso vediamo, abbiamo delle trattative, vediamo un po'. Ok, penso che si presenta con una bella carta, 2 vittorie di fila. Cavolo, sì, no. A voi in bocca al lupo per il futuro. Grazie Bruno, grazie. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run. Can't get everything that I wanted, but I got what I need. Yeah, I see that light in the morning shining down on me. Sesta e conclusiva corsa del convegno Memorial Antonello e Rossana Nuvoli sui 1000 metri. Scatta al comando la giubba gialla di Carismatica a prendere il comando delle operazioni. Carismatica a precedere Contessa de Florinas, Cicala, Costa de Mores. Cavalli che affrontano la piegata che mette in retta con Carismatica che cerca di scappare via. Cicala che prova a riportarsi sotto, così come Contessa de Florinas. Dalla terza posizione progredisce anche Cucciola Pertoni che tende ad allargare in uscita, rimane all'interno Costa de Mores,
200 conclusivi con la giubba gialla di Carismatica ancora al comando nei confronti di Cicala, che mantiene la seconda posizione ma ci prova al suo esterno. Carismatica e Cicala in lotta, Carismatica e Cicala, Carismatica che la porta a casa, precedendo il numero 9 Cicala ed il numero 14 Cucciola Pertoni. Si attende l'ordine ufficiale. Sì, poi contento puoi andare. Angelo Citti, una scheggia questa cavalla. Sì, e meno male è una scheggia, dai, non mi sembrava da 1000 metri, la sincerità anche Scuderia avevamo detto era una cavalla da 1800 in su, però dice guarda facciamo provare questa corsa qui, la portiamo avanti e vediamo cosa fa. E l'abbiamo portata a casa per fortuna. Senti, una bella vittoria, in fondo un po' è calata perché ha sprecato tanto i primi parziali, però ti sei salvato bene, la domanda è può allungare. Secondo me sì, può allungare, la distanza anche, può allungare bene. All'inizio un po' mi ha sprecato perché lei è una cavalla che tira via all'inizio molto, poi dopo è entrato addirittura mi ha cambiato bene l'azione e sono andato con lei. Sì, anche perché era la seconda corsa in carriera. Quindi. Sì, anche la seconda corsa in carriera che fa, speriamo bene anche nelle prossime. Bravo Angelo. Grazie mille. Giuseppe Nuga, sei colore all'allevamento di Carismatica, tanta pazienza durante l'anno, alla fine un giusto riconoscimento. Tanta pazienza, grazie all'allenatore che mi ha detto di aspettarla perché la cavalla andava bene, ho dato fiducia alla cavalla e all'allenatore, lo devo tutto a lui, soprattutto a lui, anche alla cavalla naturalmente, sono veramente contento. Una bella vittoria, adesso la domanda è più in un contesto allevatoriale, la scelta di Salford Secret. Mi è piaciuto fisicamente, mi è piaciuto molto, infatti l'ho ridatto altre 2 volte. Questa è la prima che vince? Sì, di Salford Secret. Sì, ha debuttato quest'anno con 2 puledri, questa è la prima che vince. Però mi piace molto il cavallo e ho fiducia anche in Salford Secret. Ora il signor Nugas è stato molto premuroso con me, però è grazie anche a lui, non mi ha mai messo premura, una cavalla molto tardiva. E lui è sempre stato il primo a dirmi quando è a posto corre, non mi ha mai detto corriamo altrimenti la porto via, quindi molto merito è anche del signore. Meriti anche i tuoi perché comunque oggi rientrava dopo 3-4 mesi e vincere non è mai semplice. Sì, è una cavalla che ha molta classe, un po' nevrile però ha molta classe, quindi è un buon rientro. Appuntamento al Gran Premio. Ora vediamo un po', ora vediamo, io sono sempre per una cosa alla volta, ora ci godiamo questa vittoria, poi vedremo. Complimenti Gigi per la vittoria, complimenti anche al signor Nugas, in bocca al lupo per il futuro. Grazie, credo. Look to the rising sun, yeah, run, run, run.